l'assessore Marco Pullo si è impegnato fattivamente alla riuscita della festa Montaperto Fest, una festa che significa anche la rivalutazione dei piccoli borghi, tra cui Montaperto. Assolutamente sì, ma il ringraziamento principale va a CNA ed Euroform che hanno, diciamo, in maniera attiva dato questo contributo, hanno sposato questa idea che è partita insieme al collega Settembrino e poi è nato tutto a piccoli passi e finalmente un grande evento. La vicinanza dell'amministrazione centrale verso quelli che sono le frazioni, verso quelli che sono i borghi e il borgo di Agrigento e proprio Montaperto si addice in maniera splendida a quella che è la manifestazione di oggi, cioè un momento di arte, di cultura, di artigianato, perché ci sono ben 29 stand tra arte culinaria e arte e mestieri dell'artigianato locale, tradizionale e delle attività produttive del territorio. E poi, grazie anche a quello che sarà l'evento clou, quello del concerto dei Quartet Folk, che ringraziamo, e tutto questo nasce da che cosa? Da quella che è la collaborazione tra istituzioni e associazioni. E le cose vengono bene. Oltre a questo ci sarà questa sera anche un momento dedicato all'innovazione e al digitale con il talk digitale di Alessandro Cacciato, a cui va il mio ringraziamento. È una delega che io ricopro, quella del digitale, e sarà anche un momento e un'opportunità per rilanciare alla città l'informazione per quanto riguarda la possibilità di scaricare la nuova app a disposizione della città, Agrigento Comune Digital, che si può scaricare sugli store di Android o di Apple, e quindi anche lì il comune a portata di click, e può essere un momento anche interessante e importante per dare questa informazione. CNA attivamente impegnata nella manifestazione Montaperto Fest, una manifestazione importante anche per la rivalutazione dei piccoli borghi, dei piccoli centri, tra cui Montaperto. Ecco, si vuole fare anche un evento duraturo nel tempo. Ecco, partiamo con questa prima edizione Montaperto Fest, un'edizione appunto che fa da apripista, poi vedremo cosa succederà. Noi ovviamente saremo impegnati perché abbia un seguito. Ringrazio tutte le istituzioni che hanno creduto in questo progetto, l'Assemblea regionale siciliana, il Comune di Agrigento, il Parco archeologico, Destinazione Agrigento, perché l'evento è inserito nel cartellone del consorzio del distretto turistico Valle dei Templi, e quindi ecco, attraverso questa alleanza tra pubblico e privato oggi abbiamo la possibilità di realizzare questo evento a Montaperto che mette al centro l'artigianato artistico, tradizionale, l'agroalimentare, ecco, le eccellenze del territorio messe in vetrina oggi in questo straordinario e suggestivo scenario, la location di Montaperto con Via Rosario e i cortili suggestivi che fanno appunto da cornice a questa manifestazione molto bella che speriamo di portare avanti nel futuro. CNA, in particolare l'agroalimentare, sta investendo un po' in tutta Italia, in particolare in Sicilia. Ora aspetta ad Agrigento, dopo aver fatto un bellissimo tour nella zona del Messinese, nel Trapanese, Palermitano, ora aspetta ad Agrigento. E abbiamo individuato, con la collaborazione del segretario e del presidente provinciale, Montaperto, che è una cittadina dell'Agrigentino che ha una doppia vocazione, quella turistica in questo periodo particolare, ma anche quella culturale, e l'agroalimentare e l'esposizione dell'artigianato artistico e alimentare dona al 100%. I dirigenti dell'organizzazione sono presenti a segno della grande partecipazione, della grande organizzazione che è CNA, che sta dando motivo e modo di poter rivalutare il nostro territorio partendo dal turismo e conciliando con quello che è l'agroalimentare siciliano. Montaperto Fest è un evento straordinario che ha visto la luce grazie alla collaborazione di CNA, che ha sposato e abbracciato pienamente quello che era il mio sogno, il mio desiderio più grande, che è vedere popolato il mio borgo. È stato un lavoro di squadra, un bel lavoro fatto come dicevo, da tante persone con la voglia di portare avanti un unico obiettivo, che è quello di fare rinascere un borgo, un quartiere della nostra città. Devo ringraziare CNA ed Euroform
Euroform per la collaborazione, per l'impegno che hanno dedicato a questo evento, all'assessore ai quartieri Marco Bullo. Il desiderio ora è quello che non rimanga un evento singolo, ma che si possa riproporre nei prossimi anni e diventi un appuntamento non solo per i cittadini di Agrigento, ma anche per tutti i turisti che vengono a visitare la nostra città e possono scoprire la parte più antica, che è il borgo di Montaperto. L'Euroform è impegnata sempre in prima persona nell'organizzazione di queste attività importanti anche per la rivalutazione dei piccoli borghi come Montaperto. Sì, abbiamo accolto con grande entusiasmo l'invito a partecipare all'evento. Per l'Euroform è una vetrina importante perché vogliamo far conoscere sempre di più le nostre peculiarità di una scuola molto attenta ai nostri alunni e alle loro famiglie. Una scuola che insegna un mestiere, che immette subito i ragazzi nel mondo del lavoro. Oggi siamo presenti in questa frazione di Monteaperto con i nostri alunni, i nostri docenti tecnici dell'agroalimentare, in una cornice meravigliosa dove arte, cultura, tradizioni e musica e mestieri si fondono per regalarci un momento piacevole. Una cosa importante perché è anche un modo per confrontarci sui temi dell'artigianato, il recupero di questi borghi come lei sottolineava e la messa a valore di un territorio che è diciamo così periferico rispetto ad Agrigento, ma per la sua collocazione è certamente un territorio migliore rispetto alla città di Agrigento. Qui non si soffre il caldo, si sta bene, peccato che noi agrigentini non lo valorizziamo per come meriterebbe. Dovremmo venire ad abitare qui tutti quanti per cercare di avere una nostra anche pace e tranquillità una volta ritornati a casa. È un'iniziativa sicuramente lodevole perché mette in risalto la valenza e la capacità degli artigiani nel portarsi in mostra e poter far vedere il bello di quello che veramente sanno fare. È un'iniziativa positiva per lei? Sì, per me è sicuramente un'iniziativa positiva, vengo da Enna, infatti venire da lontano per venire a promozionare il mio prodotto e poter anche riuscire ad interloquire con altre realtà artigianali che ci permettono sicuramente di crescere. Questi eventi servono proprio a questo, hanno questa finalità? Sicuramente sì, perché questi eventi devono essere pane quotidiano per il mondo dell'artigianato, perché ci permette sicuramente di farci conoscere i prodotti delle nostre botteghe. Sì, oggi ringraziamo gli organizzatori che ci hanno invitato, abbiamo fatto oggi una bellissima torta con una ricotta, si chiama una mega cassata, con ricotta con un variegato di pistacchio puro di Raffadali, della frutta candita, presumo che peserà circa un 300 kg. E comunque anche i ragazzi sono divertiti che l'abbiamo coinvolto in questa bellissima iniziativa. Siamo quasi per finire. Così magari aspettiamo chi la viene a degustare. Mi chiamo Alfonso Sobia. Alfonso, dai, cosa fai qua? Cosa stai facendo? Sto preparando qua al meglio questa mega torta bellissima. Ok, tu cosa hai fatto in particolare? La preparazione? Sì, la preparazione, ho messo i ciliegie a posto. Bene, tu? Io ho fatto i conditi alla cotta, i cannoli, è bellissima, ho fatto giovani mangione. Ok, grazie. Il tuo nome? Massimo Scibetta. Valuta questa iniziativa? Eccellente, veramente organizzazione eccellente, molto calorosa, organizzata veramente bene, sono stati veramente bravi. Faccio i miei complimenti al CNA e a tutti coloro i quali hanno organizzato questo evento veramente eccellente qui ad Agrigento. Il violinista Ugo Adamo non poteva mancare a questa bella manifestazione a Montaperto Fest e alletare la serata con le sue musiche. Sono stato invitato dalla CNA a prendere parte a questo evento e non mi tiro mai indietro, perché sono sempre ben felice di dare il mio contributo artistico per la comunità, per la collettività. Del resto basta guardare l'evento per rendersi conto che si tratta veramente di un qualcosa di veramente bello che accomuna la gente e ce n'era talmente tanto bisogno che siamo davvero tutti felici di prenderne parte.